Bene, è una campagna elettorale alquanto complessa quella che abbiamo appena vissuto. Certo, complicata dalla vicenda del Covid, dal problema di mantenere le distanze, dalla difficoltà ad avere un contatto diretto con le persone e da una sproporzione negli accessi ovviamente a quelle che sono la comunicazione, tutta occupata in larga parte dalle comunicazioni del Presidente della Regione Veneta. In ogni caso noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo raccolto con facilità molte più firme di quelle che avremmo dovuto raccogliere per presentare la nostra lista e siamo comunque andati fra la gente. Questo è l'ultimo comizio che facciamo, ma ne abbiamo fatti anche altri in altre città del Veneto. Ecco, la vostra campagna elettorale è una campagna che avete definito tra le piazze, come è andata fino ad oggi? Noi abbiamo avuto una risposta che riteniamo positiva, nonostante i limiti che ho detto prima. Noi non abbiamo mezzi, ci basiamo solo sul volontariato assolutamente gratuito dei nostri militanti, però siamo riusciti ad essere presenti non solo nei capoluoghi di provincia ma anche in molte città cittadine del territorio veneto. E questo per noi è un fatto importante perché questa campagna elettorale per noi, più che una campagna elettorale finalizzata, naturalmente anche questo, all'elezione di qualche consigliere regionale, è stata una campagna sui temi importanti che noi diciamo essere la questione dei cambiamenti climatici e la crisi economica che sta avanzando. Ecco, cosa prevede per il dopo elezioni? Quello che noi abbiamo capito in questa campagna elettorale, anche confrontandoci con le altre forze e soprattutto quelle che governano questa regione, è che non c'è una grande comprensione della gravità della situazione che abbiamo affrontato e che affronteremo. Io penso che l'idea che molti hanno, soprattutto nel campo del centrodestra ma neanche nel campo del centrosinistra, che sostanzialmente si deve continuare con le politiche precedenti, ad esempio sulle grandi opere eccetera, segnala l'incomprensione di quella che è la situazione reale del quadro ambientale e delle conseguenze che avranno a breve ancora i cambiamenti climatici.